Tre ragazzini di 14 e 15 anni, un cellulare dotato di fotocamera e un'amichetta di 13 anni appena che frequenta le scuole medie. Un mix all'apparenza innocuo che si è trasformato tuttavia in un vero e proprio incubo per la ragazzina. I fatti risalgono a qualche settimana fa. Dopo giorni di insistenze, i tre amichetti convincono la tredicenne a seguirli in un garage della Castellana. Due di loro consumano dei rapporti sessuali con lei, mentre un terzo fa il palo, accertandosi che nessuno li scopra. Uno dei tre riprende tutto, compreso il suo volto, col telefonino, credendo che quello che stavano commettendo non fosse un reato, bensì un gesto di cui vantarsi con gli amici. Hanno divulgato ad un migliaio di coetanei un filmato in cui si vedeva la ragazzina tredicenne mentre faceva sesso orale con uno dei tre giovanissimi. Il video diventa virale e rimbalza attraverso WhatsApp sui telefoni di ragazzini di scuole medie superiori della Castellana e del Bassanese, fino a quando arriva ad un parente della ragazzina che immediatamente avvisa il padre. Scattano le indagini dei carabinieri. Non avevano la percezione della gravità delle cose che stavano in quel momento compiendo e soprattutto la gravità di aver messo in circolazione certi tipi di filmati. I tre amici vengono ben presto identificati e denunciati, devono rispondere di violenza sessuale essendosi appartati con una minore di 14 anni e di pornografia minorile, un dramma che ha lacerato tutte le famiglie coinvolte. Le famiglie sono state abbastanza sconvolte perché è come prendere improvvisamente coscienza di un qualcosa che uno non aveva propria idea che potesse esistere. L'adolescente bersaglio dello scherno dei compagni dopo quanto accaduto sta affrontando un delicato percorso di sostegno psicologico per poter superare la vicenda, ma le indagini dei carabinieri di Castelfranco non si fermano. Diffondere materiale pedopornografico è reato. Invitiamo i ragazzi a distruggere i video perché a seguito di accertamenti riusciremo senza dubbio a risalire a chi ancora è in possesso dei video, comunque chi li sta facendo circolare.